Le sbarre che si chiudono ogni pochi minuti, le auto, la coda interminabile, gli automobilisti costretti a volte a fare retromarcia e allungare il percorso di chilometri per evitare la lunga attesa. Tutto questo terminerà perché sono iniziati ufficialmente i lavori per la soppressione del passaggio a livello in via Boschi a Roncade, uno dei 13 che verranno presto eliminati. L'intervento si inserisce nel quadro del protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio del 2017 tra la Regione del Veneto e RFI, che prevede la progressiva eliminazione di 88 passaggi a livello sul territorio regionale. E la soppressione dei passaggi a livello è assolutamente necessaria non solo dal punto di vista di viabilità per rendere più fluido il traffico, ma soprattutto per questioni di sicurezza e per poter permettere che il servizio ferroviario sia più efficiente e più puntuale. Perché? Perché ci sono spesso e volentieri treni che arrivano in ritardo, che comunque vengono cancellati a causa di guasti ai passaggi a livello, o addirittura ce ne sono alcuni che vengono presi di mira, dove vengono addirittura abbattute le sbarre. Un'opera strategica, spiega il sindaco, non solo per Roncade, ma anche per i comuni limitrofi, attesa da oltre 30 anni. Diamo velocità a quelli che sono i collegamenti anche verso le stazioni di Quarto d'Altino e di Meolo, che sono qui vicino a noi. In più mettiamo in sicurezza anche tutti i cicloturisti, come ho detto prima, siamo lungo l'asse del Parco regionale del Fiume Sile, siamo vicini all'aeroporto di Venezia, insomma un'opera tanto attesa che finalmente vede la sua realizzazione. Questo di Roncade era fra i passaggi a livello più pericolosi e critici a livello nazionale. L'intervento contribuirà a migliorare la fruibilità della rete ferroviaria lungo una delle principali arterie di collegamento del nord-est, la linea Venezia-Mestre-Trieste, strategica per il trasporto passeggeri e merci a livello regionale e nazionale. Qui realizzeremo un cavalcaferrovia, quindi anche maggiormente resiliente rispetto ad opere in sottoattraversamento. Realizziamo un sottopasso ciclopedonale per consentire appunto la mobilità dolce, che anche in questo contesto è molto richiesta, e quindi da questo punto di vista è un'opera sicuramente che si inserisce nel piano degli investimenti di RFI e nella sostenibilità ambientale del gruppo Ferrovia. Il costo dell'opera ammonta ad oltre 15 milioni di euro e i lavori termineranno a maggio 2028.